L'interlocutore di De Carlo non sono io, ma il segretario Stefani, quindi è giusto che questa domanda la giriate al segretario Stefani. Io penso che da soli si fa prima, assieme si faccia molta più strada. Ovviamente glielo dico per aver governato tante giunte, glielo dico che è fondamentale che ci sia un obiettivo comune. Quando c'è un obiettivo comune siamo invincibili, quando non c'è siamo distruttibili. Nonostante le premesse e la crescente ritrosia a occuparsi di questioni politiche e partitiche, Luca Zaia sembra tracciare un metodo nei giorni in cui tra Lega e Fratelli d'Italia si continuano a registrare frizioni. Sullo sfondo la chiusura delle liste in vista delle comunali 2024. Zaia pare così sposare la linea di Luca De Carlo, coordinatore regionale dei Meloniani, che rivolto ai leghisti guidati da Alberto Stefani si era detto pronto a fare un passo indietro nella rivendicazione di possibili candidati in nome dell'unità del centrodestra, pura ragion di Stato insomma, ma nella coalizione c'è un altro top player che su alcuni temi come la sanità rimarca la distanza. Qua non è una questione di polemica politica, basta parlare con i cittadini, le cittadine, con chiunque abbia bisogno di una prestazione che sia diagnostica, che sia anche di accedere, non so, alle chemioterapie, a prestazioni che dovrebbero essere di controllo dopo interventi effettuati. In realtà oggi il sistema da quel punto di vista lì non tiene in tutte le province, bisognava riorganizzare e ripensare il sistema alla luce delle carenze che stavano venendo avanti. Non lo si è fatto, si è aspettato e tergiversato e adesso ovviamente le criticità vengono al pettine. In casa centrosinistra, nonostante i passi falsi in Basilicata e Piemonte, si continua a guardare al campo largo. Ovunque stiamo cercando di avere delle coalizioni ampie che vanno dal Movimento 5 Stelle alle forze del cosiddetto terzo polo, con dei candidati che siano l'espressione di quella coalizione. Bassano e Rovigo i fronti più caldi per quasi tutte le forze politiche, ma ci sono altri 307 comuni veneti dove le strade sono spesso in salita.